Amareggiata ma assolutamente certa della correttezza dei miei comportamenti. A parlare l'ex prefetto di Padova Patrizia Impresa, ora a Bologna, che risponde così alle polemiche scoppiate dopo la diffusione delle intercettazioni effettuate dai carabinieri nell'ambito dell'indagine su presunte irregolarità nell'accoglienza profughi nel Padovano, un'inchiesta che vede indagati tra gli altri, oltre ai vertici della Coop Eco Officina ora Edeco, che gestisce i CPT di Bagnoli e Cona, anche l'allora viceprefetto vicario Pasquale Aversa. Proprio parlando con Aversa, l'ex prefetto, che non è indagata, avrebbe detto «ne abbiamo fatte di porcherie sui profughi». Probabilmente, ha chiarito Impresa, non è stato capito che l'utilizzo di termini forti come schifezza, nel momento in cui lo stavo esprimendo in una conversazione avulsa da tematiche relative alla gestione dei migranti, era una critica forse anche nei confronti di me stessa. Nelle intercettazioni emergerebbero anche altri episodi. In occasione di una visita dell'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano a Bagnoli di Sopra, nell'informativa dei militari al pubblico ministero, si scrive che Impresa sottolinea di voler dire al ministro che l'hub contiene 850 persone. Aversa dice di sì, che ci sta come dato e nemmeno il sindaco di Bagnoli Milan lo sa.